enorme soddisfazione soprattutto per il fatto che siamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni del nostro comune, del nostro paese, Alpini, Comitato, Coro Voce Alpina, Istituto Comprensivo. Ecco, queste sono tutte le realtà che fanno in modo che il nostro comune possa promuovere Onigo e le sue bellezze attraverso questa festa. 14 anni fa andavamo a chiedere alle aziende che potessero venire ad esporre i loro prodotti in questa manifestazione appunto. Adesso siamo arrivati a 200 espositori che vengono da tutta la regione. Ecco, chi semina raccoglie e questo ne è l'esempio lampante. Oltre che per il comune, per il territorio, perché vuol dire rilanciare anche quella microeconomia che è assolutamente importante per la nostra filiera, per la nostra gente. La gente è riuscita a rialzare la testa in maniera forte, ce la sta mettendo tuttora, e credo che anche queste micro manifestazioni siano una cosa importante, un qualcosa che può trainare anche diciamo, le attività, ma soprattutto quella piccola economia che serve un po' a tutti. Un grande ringraziamento a tutte le associazioni coinvolte in questa manifestazione, che ormai è diventata tradizionale per il nostro territorio. Hanno regalato e regalano a questa comunità un evento di sicuro interesse per tutta la provincia di Treviso e che attira migliaia di persone. Sì, i numeri sono sempre in crescita, un grande contributo viene dato, come dicevo, dalle associazioni con il coordinamento dell'amministrazione comunale del comune di Pederobba e di tutti i suoi dipendenti, che ringraziamo. Oggi oltre ai vari stand e a diverse iniziative c'è anche la mostra e il concorso di pittura Fiori e Colori fatto dai ragazzi delle nostre scuole qui del comune e dai ragazzi di Sernaglia, della Battaglia e di Crocetta. Un concorso che dà ancora più colore a questa primavera e siamo veramente contenti di avere sempre una grossissima affluenza di ragazzi, e questa è una gran cosa. Sicuramente speriamo che il tempo continui a tenere, sicuramente sarà una giornata molto colorata. Bisogna mettere d'accordo tantissima gente, tantissimi operatori, tanti volontari che ci danno una mano nel chiosco, ma anche poi al di fuori per preparare il tutto. Però alla fine, con l'aiuto di tutto, la cosa si risolve ed è abbastanza, tra virgolette, semplice. Dopo alla fine tiri un sospiro di sollievo e tutto quanto viene a posto. Un grande impegno, un grande lavoro e soprattutto grandi numeri anche per quest'anno. Sì, certo, per dire che è solamente una giornata, anzi una mezza giornata alla fine, perché iniziamo alle 9, 9 e mezza e finiamo alle 5 e mezza, 6, quindi una mezza giornata, numeri incredibili di gente presente al chiosco, lungo tutta la strada che viene a vedere tutte le bancherelle, gli espositori e tutte le manifestazioni che sono correlate attorno, organizzate appunto dal comune, quindi tantissima gente.